Torniamo all'esterno del Museo Archeologico di Olbia per vedere anche la cornice della Maker Faire Sardinia e siamo con una massima protagonista di questa fiera, quello che avete visto finora in questi giorni, Federica Vargiu. Allora, te la stai godendo? Ora, dopo aver organizzato tutto questo, riesci a godertela l'ultimo giorno della Maker Faire? Sì, per quanto la malinconia, bisogna tenere a bada la malinconia, però la ragione per cui mi imbarco sempre in queste missioni Mission Impossible è legata proprio alla soddisfazione e alla gioia di vivere l'evento, di incontrare finalmente tutte quelle persone con cui hai comunicato, hai cercato di strutturare l'evento e poi a un certo punto tutti insieme la magia avviene ed è veramente una magia. Allora, stavamo parlando un po' di cosa vuol dire organizzare un evento di questo tipo, mettere insieme tantissime persone, tante teste diverse. Quando avete iniziato a pensare alla Maker Faire Sardinia? Allora, con Antonio è un continuo, diciamo che probabilmente non ci sentiremo per un mese sicuro, almeno, però tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo si è di nuovo in ballo. La logica dell'evento prevede una crescita, no? Quindi magari parti un po' più con calma con l'inizio dell'anno e poi vai increscendo per poi arrivare a ridosso, soprattutto poi con i giorni di allestimento, che è una corsa contro il tempo. Allora, ci fai vedere innanzitutto tutta questa parte che ora stiamo facendo vedere. Che cos'è? Allora, questo è il set dell'ultimo momento della Maker Faire, che sarà appunto la Perilab. Abbiamo voluto celebrare ancora di più la magnificenza della location che ci ospita e ringraziare il mare che è stato presente in questa edizione più che mai, che hanno potuto vivere anche gli espositori, soprattutto quelli che venivano da fuori, godendosi le spiagge della zona. E niente, concluderemo con un DJ set di un artista di Mogoro che si chiama Mebitech e che è in linea con l'evento, non è un DJ a caso, lui comunque è un informatico e realizza anche musiche per videogames e ha realizzato proprio una collaborazione in occasione di questo momento informale insieme al video artist Filippo Scaboro, e quindi ci sarà la proiezione del video di Filippo insieme alla musica di Mebitech. Senti, l'ultima cosa, Federica, hai spesso organizzato esposizioni artistiche, c'è molta arte in questa Maker Faire Sardinia. Dici un po' il contributo, come ti è venuto in mente anche di unire questi due mondi? Perché con Antonio ci siamo trovati sempre nella concezione di maker inteso come colui che fa, colui che crea. Ragion per cui se parliamo di creatività, del fare, non poteva che esserci anche l'elemento artistico. Poi, avendo una location appunto museale che ci ha dato la possibilità di suddividere i contenuti in questa maniera, siamo riusciti quest'anno a mettere in piedi anche la Wunderkammer, che era un obiettivo che avevamo dall'inizio. E inoltre la possibilità anche di ricollaborare appunto con Francesca Nedda, la curatrice della mostra, che mi collega anche nell'organizzazione degli eventi artistici. L'ultimo 2018, 4 anni, chi la dura la vince. E direi che questa è una bella dimostrazione. Grazie Federica Vargiu. Grazie Paolo, grazie mille. Allora continuiamo il giro nella fiera, adesso come dicono quelli bravi in TV, qualche minuto, anzi qualche secondo di pausa e poi ricontinuiamo. Continuiamo il giro nell'ultimo giorno della Maker Faire Sardinia, l'invito però ovviamente a venire dal vivo al Museo Archeologico. Siamo in un bellissimo angolo coloratissimo con Michela di Nulla di Impersonale. Ciao Michela. Ciao, grazie di avermi attenzionata a questo punto. Nulla di Impersonale, perché questo nome? Perché non c'è nulla di impersonale in ognuno di noi e perciò in questa rappresentazione che è sorta spontanea durante questi 3 giorni, in realtà senza un vero progetto è venuta fuori l'umanità che ha visitato. Allora facciamo così, vengo proprio vicino, faccio vedere e tu me ne parli. Eccoci qua, parlami delle tue creazioni. Allora, come vedi le figure si ripetono come moduli. La figura dell'essere umano, no? Dell'uomo, per me è fondamentale, sempre centrale. Ognuna di queste figure ha la stessa forma, il contenitore è lo stesso, ma ha delle particolarità. Infatti, come puoi vedere, nessuna è impersonale, ognuna ha una sua caratteristica, un suo accento. E riesci a scegliere quale ti piace di più?
ma sono tutti figli della stessa mamma, perciò io scelgo tutti, io scelgo l'uomo sempre. E da quanto tempo queste creazioni fanno parte della tua vita? In realtà questo modulo, diciamo, questo argomento, no, che è quello dell'uomo e la sua centralità, da un paio d'anni. E nella sua essenzialità, tra l'altro, perché vedi è molto naif anche la raffigurazione, non c'è ricerca accademica in tutto questo. Grazie Michela. Grazie a voi, ciao. E ci avviciniamo a uno stand abbastanza particolare che è quello di Francesca Falchi, speciale perché tu sei una delle eccellenze del territorio, sei olbiese. Sì, sono di Olbia, sì, sono Francesca Falchi designer, sono una redattrice di interni e ho deciso di realizzare una mia collezione di complementi d'arredo che si ispirano comunque alle ceramiche antiche. Allora, vieni con me che le vediamo. Sì. Le vediamo da vicino. Allora, ricordo tu eri presente anche alla Maker Island e le tue creazioni erano molto diverse, si vede l'evoluzione che c'è stata nel tempo. Adesso ho realizzato dei complementi, dei vasi comunque molto più grandi, poi molto più particolari, anche ad esempio Hope, che è questo volto sorretto da una mano molto particolare, e sono comunque complementi d'arredo di un certo effetto, comunque adatti un po' a tutte le esigenze, a tutti i gusti. Sono creati con la stampante 3D? Sì, sono creati con la stampante 3D, il materiale con cui nascono è bioplastica e poi subiscono un processo di post-produzione che gli va a conferire l'aspetto ceramico, appunto. Poi ogni oggetto, essendo ispirato comunque alle ceramiche antiche, ogni oggetto ha un nome che rimanda proprio al periodo greco-romano, quindi a divinità greche e romane. Vedo che apprezzano, nei commenti c'è qualcuno che apprezza, ma Francesca, quanto ci vuole per una creazione di questo tipo? Ora ovviamente mi direi dipende dalla grandezza, dalla forma, però mediamente quanto impieghi? Allora, mediamente un esempio, questo vaso qui ad esempio impiega all'incirca 25 ore per essere stampato e poi c'è tutto il processo di post-produzione e quindi direi che altri 2 giorni ci vogliono tra asciugatura del colore, asciugatura dello stucco, perché comunque i prodotti quando escono dalla stampa hanno diverse imperfezioni che devono essere necessariamente corrette. Faccio la domanda che ho fatto anche a Michela con le sue creazioni, c'è un tuo vaso preferito? Questa è una bella domanda, guarda, questo qui direi che fino ad ora è uno dei miei preferiti, si chiama Ebe e comunque lo trovate sul mio shop online francescafalchi.com/shop. Grazie Francesca. Ora la Maker Faire finisce qua, ma tanto ti troviamo in città a Olbia. A Olbia, assolutamente. Ciao. E ci avviciniamo a uno degli stand più ripresi, più fotografati, perché tu sei Paolo Cirinei di Robotics 3D. Ma soprattutto lei è Martina. Martina, sì. Martina con 2 R perché è il corso di robotica e intelligenza artificiale che si svolge alla Sapienza di Roma e praticamente perché collaboriamo con l'Università Sapienza di Roma da più di 5 anni per sviluppare robotica accessibile e non solo, insomma, accessibile per le scuole e agli ospedali, ma allo stesso tempo per qualità-prezzo valida e soprattutto con funzionalità molto, molto utili. C'è una mappatura e navigazione autonoma, c'è la parte vision, c'è la parte anche di telepresenza per gli ospedali, quindi c'è tutta una serie di funzionalità che sono sicuramente utili per il mercato italiano. È un robot completamente italiano, una cosa fondamentale, fatto a Roma, disegnato, prodotto e distribuito da noi che siamo Robotics 3D. E questo diciamo è il risultato, insomma, di un anno di ricerca e di sviluppo in questo senso. Quindi vedo Martina ci vede perché stiamo guardando alcuni momenti. Questo è uno degli esempi in cui facciamo telepresenza, quindi praticamente Martina, diciamo, ha una telecamera e quindi riesce a registrare i video per poter poi riprendere e essere, diciamo, operativa anche in questo settore, quindi poter cercare di analizzare l'ambiente circostante per poi prendere tutta una serie di decisioni in base a quello che succede.
Invece il movimento, qual è il raggio d'azione del movimento di Martino? Il movimento può essere, come dicevamo prima, sotto al robot c'è un LiDAR, quindi è un laser che praticamente consente di fare mappatura e navigazione. Ecco, si sta presentando da sola, che magari potrebbe essere... Posso parlare, cantare, ballare. Posso rispondere alle domande ed interagire con gli esseri umani. Vi aspetto più tardi per divertirci insieme. Mi raccomando, tenete la mascherina alta e rispettate il distanziamento sociale. Come vedi, Quindi ha imparato bene. Sì, comunque ha gli algoritmi di intelligenza artificiale, quindi può apprendere e fare dialoghi anche interagendo con le persone. E viene utilizzato, come ti dicevo, negli ospedali per fare, diciamo, interazione con chi ha problemi, con i pazienti che magari hanno problemi di apprendimento, perché mentre se il medico fa una domanda e i pazienti si sentono giudicati, ovviamente se la domanda la fa il robot, essendo, diciamo, un po' crea più più il asettica, gioco. sì, si crea più un gioco e quindi il paziente tende più a rispondere rispetto a un dottore, perché non si sente giudicato dal robot, ovviamente. Quindi questo Grazie, è grazie importante. Paolo. per Grazie a questa voi. spiegazione. Assolutamente, grazie a voi. Buona giornata. Ci saluta anche Martina. E invece andiamo verso un altro coloratissimo stand della Maker Faire Sardinia. E voi siete? Fabricademy. Excellent Technology Academy. E ci sentiremo anche dopo al piano di sopra nel salotto delle interviste. Però brevemente, cosa avete sul tavolo? Cosa stiamo mostrando in questo momento? Un sacco di risultati dagli studenti di tutto il mondo che in diversi laboratori realizzano. Noi abbiamo un programma educativo di 6 mesi che esplora diverse tecnologie e processi all'intersezione tra textile, fabbricazione digitale e biologia, e questi sono un sacco di risultati degli studenti che ogni settimana esplorano cose nuove e poi le integrano in un final project. Ecco, ne parlavamo anche ieri con altri stand, ma servono delle conoscenze approfondite? È facile, difficile creare prodotti di questo tipo? Si impara tutto, no, nella vita, per cui io direi conoscenze no, ma la curiosità sì, è la cosa più importante, no, alla fine. Per cui partiamo dai biomateriali, dove in realtà magari la parte tecnologica è proprio capire la biologia, andare a esplorare quali sono sia materiali antichi, ma anche quali sono possibilità locali, fino a biotecnologie dove utilizziamo i batteri per tingere i tessuti. Oppure stampa 3D su tessuti per creare dei materiali, diciamo, ibridi, o prodotti modulari fatti con gli scarti, come queste scarpe di pelle. Fatte con le scarti, sai, quando uno fa una borsa, un paio di scarpe, avanza sempre qualcosa, no? Per cui noi andiamo a recuperare questi scarti, con la fabbricazione digitale riusciamo a disegnare questi moduli e li ricomponiamo in degli oggetti bellissimi. Questo è fatto da uno dei nostri studenti. Anche qui trovi altri biomateriali, sono biodegradabili, si ricompongono col tempo, come queste borse. Questa per esempio è fatta con le alghe e il carbone attivo. Quella è una borsetta di alghe. È una borsetta di alghe, questa invece è a base di gelatina. Queste piano piano col tempo, più uno le usa, piano piano spariscono. Poi significa anche ripensare i materiali, no? Esatto, e pensare anche a quanto tempo abbiamo bisogno di magari un specifico oggetto o come vogliamo cambiarlo nel tempo. Anche questo top è fatto tutto in biomateriali e questi moduli si possono togliere, cambiare e ogni volta hai qualcosa di nuovo addosso. Bene, grazie. Questo è stato solo un assaggio, perché poi ci risentiremo dopo nel salotto delle interviste. Grazie. E questo era il primo giro virtuale di oggi nella Maker Faire Sardinia, che arriva alla sua ultima giornata. E adesso continueremo con i corner, con le interviste al piano di su. Anzi, adesso con Antonio Arcadu avremo un bellissimo momento che unisce il mondo dei motori con quello dei Fab Lab. Questo è il corner di Startup. Adesso pochi minuti e riprenderemo nel nostro salottino.